Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Franco Antonietta, attualmente Assistant Professor qui all'Humanitas University in Fisiologia dal 2024. Innanzitutto vorrei ringraziare l'Istituto Veneto di Scienze e Letterature d'Arti per il premio assegnatomi per la borsa Giovanni Felice Azione. Il premio mi è stato dato in ex aequo con il dottor Giampaolo Morciano sulla base dei miei studi della fisiopatologia mitocondriale. Il premio è relativo soprattutto all'attività di studio svolta negli Stati Uniti presso la Washington University School of Medicine in St. Louis, dove per 8 anni ho studiato principalmente i meccanismi di Mitochondria Quality Control. I mitocondri sono organelli all'interno delle cellule che non sono statici ma vanno incontro a processi di fusione, fissione e mitofagia per sopperire lo stress cellulare e in particolare per migliorare l'omeostasi energetica. Nel 2016 ho identificato le sequenze aminoacidiche di mitofusina 2 che sono responsabili appunto del meccanismo di fusione mitocondriale. La mitofusina 2 è una delle proteine espresse sulla membrana mitocondriale responsabili appunto della fusione. Nel 2018, nel mio Science del 2018, ho sviluppato piccole molecole sulla base delle sequenze aminoacidiche che sono state testate in neuroni dell'ippocampo e neuroni della corteccia isolati da modelli animali esprimenti la mutazione umana della Charcot-Marie-Tooth di tipo 2A. La Charcot-Marie-Tooth di tipo 2A è una patologia ereditaria rara che presenta neurodegenerazione legata appunto ai meccanismi di difetto mitocondriale, soprattutto nella fusione mitocondriale. Nel 2020, con il mio lavoro pubblicato sui Life, ho testato queste piccole molecole attivatori della mitofusina in modelli animali in vivo esprimenti appunto la Charcot-Marie-Tooth. Questo ha aperto una nuova strategia terapeutica, soprattutto in pazienti che presentano mutazioni responsabili della neurodegenerazione. Qui in Humanitas ho cercato di ampliare i miei studi sull'attività mitocondriale nelle patologie cardiovascolari, in quanto nel mio lavoro pubblicato sui Life nel 2023 ho scoperto una nuova mutazione di mitofusina, non responsabile questa volta della Charcot-Marie-Tooth, ma bensì di un fenotipo legato soprattutto a una cardiomiopatia. Il mio obiettivo quindi a lungo termine è quello sicuramente di andare a testare i composti attivatori di mitofusina nei modelli animali esprimenti la mutazione umana legata appunto alla cardiomiopatia in mitofusina 2. Contemporaneamente sto mettendo a punto una nuova tecnica che permette appunto di andare a trapiantare mitocondri da cellule donatori sani in cardiomiociti esprimenti appunto difetti mitocondriali. Questo potrebbe aprire una nuova strategia terapeutica trasversale in tutte le patologie legate alla disfunzione mitocondriale. Ringrazio ancora una volta l'Istituto Veneto di Scienze e Letterature d'Arte per il premio che mi è stato assegnato, che sicuramente oltre ad essere un premio prestigioso invoglia notevolmente la mia attività di continuare la ricerca in Italia. Grazie. Mi chiamo Giampaolo Morciano e attualmente ricopro il ruolo di ricercatore di tipo B presso l'Università di Bari nel laboratorio di biochimica applicata. Con grande onore oggi ho il piacere di annunciare di essere stato insignito del premio Giovanni Felice Azzone ex aequo per lo studio della fisiopatologia mitocondriale. Ho 38 anni e ho dedicato i miei primi 14 anni della carriera al settore scientifico disciplinare della patologia generale presso l'Università di Ferrara. Recentemente ho deciso di continuare i miei studi qui a Bari nell'ambito della biochimica e della bioenergetica mitocondriale. Queste due materie, unite ai mitocondri che tanto stanno caratterizzando il mio percorso accademico, trovano piacevoli connessioni con ciò che è stata la brillante carriera del professor Azzone. Per citare alcune delle mie ricerche, nel 2016 ho identificato un nuovo meccanismo molecolare legato ad una proteina mitocondriale fondamentale nel processo di evasione dell'apoptosi in specifici tipi di neoplasie. Questa scoperta è stata di grande rilevanza in quanto oggi esistono delle piccole molecole in grado di bersagliare tale meccanismo, favorendo così l'induzione della morte cellulare nelle cellule tumorali. Negli anni successivi ho contribuito alla scoperta di una mutazione in una proteina, componente dell'enzima mitocondriale ATP sintasi, che è fondamentale per la produzione di energia. Questa mutazione, la cui diffusione nella popolazione non c'è ancora completamente chiara, è coinvolta purtroppo nel peggioramento del quadro clinico dell'infarto. Inoltre ho evidenziato per la prima volta un collegamento tra i mitocondri e i meccanismi di calcificazione delle valvole cardiache, suggerendo nuovi approcci terapeutici alternativi. Questi risultati hanno rappresentato una base molto importante per lo sviluppo di molecole cardioprotettive mitocondriali che sto portando avanti e che si trovano in fase di sperimentazione preclinica.
Ringrazio di cuore l'Istituto Veneto che crede nel valore del nostro lavoro di scienziati e condivido questo riconoscimento con tutti i colleghi che hanno accompagnato il mio percorso. Grazie. Hello, my name is Moritz Günther. I'm a postdoctoral researcher at the Max Planck Institute for Meteorology in Hamburg, and I'm super honored to have received the Ines Biasoni Prize for my PhD thesis in the field of climate science. In my PhD thesis, I tackled a puzzling question, which is, why does a radiative perturbation from stratospheric aerosol forcing lead to a smaller temperature change than an equivalent radiative perturbation from CO2? But what does that even mean? Let me break it down. So we all know that CO2 warms the climate. You can think of CO2 as a thermal blanket around Earth, which traps heat and warms the planet. In contrast, volcanic eruptions can act like a sunshade, cooling the Earth by injecting sulfur into the stratosphere. In the stratosphere, the sulfur chemically reacts and forms an aerosol layer. And because this aerosol layer reflects sunlight, less radiation reaches the surface, which cools the Earth, but only for the few years that this aerosol layer persists. This doesn't happen very often, because the effects only arise if this volcanic eruption contains a lot of sulfur and if it reaches the stratosphere, which is located very high in the atmosphere. But for example, after the Pinatubo eruption in 1991, global temperatures decreased by almost half a degree centigrade in the following year. So this is all well known, but when you look closely, you realize that the cooling is actually not as strong as one might initially expect. From our knowledge on the greenhouse effect of CO2, we can calculate how much cooling we would expect from a given radiative perturbation, such as the reflection from volcanic aerosol. And when comparing this expectation to what climate models actually simulate, there is a gap of about 10 to 40% between expectation and actual cooling. So my research deals with the question why the cooling from volcanic aerosol forcing is weaker than expected. For my research, I mostly use state-of-the-art climate models. So these are computer programs that simulate Earth's climate using the physical equations. I identified two critical factors that explain why the cooling from volcanic eruptions is weaker than what one might expect. First, I found that aerosol forcing strongly affects temperatures in the warm pool region. So the warm pool is the region of the Indian and Western Pacific Ocean where sea surface temperatures are very high. And this region has a stabilizing effect on the climate. So you can think of it like this. Whenever this region undergoes a strong temperature change, other regions on Earth can keep their temperatures very stable. And this has to do with the fact that the warm pool influences cloudiness in remote regions, and cloudiness itself has a large effect on radiation. Since the aerosol forcing strongly affects the temperatures in the warm pool region, the overall global mean temperature change is actually relatively small. And secondly, I explained this effect with changes in the stratospheric circulation. It is well known that aerosol forcing can accelerate a very slow but steady overturning circulation in the stratosphere, which is called the Breuer-Dobson circulation. And I showed that when you accelerate this Breuer-Dobson circulation, this leads to an additional energy transport from the tropics to the extratropics, and this leads to this additional cooling of the warm pool region. All in all, this research provides us with a better picture of the climate response to volcanic eruptions. However, it also contributes to a better understanding of the climate system as a whole, because it shows how subtle differences in the forcing can lead to different temperature responses. It shows that it doesn't only matter how strong a radiative perturbation is, but also where and how it is applied. And the Ines Biasoni Prize recognizes the significance of these findings in advancing our understanding of climate dynamics. So thank you very much for this honor, and I look forward to contributing further to the field of climate science. Io sono Lorenzo Vittani, ricercatore presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige in provincia di Trento. Vorrei innanzitutto ringraziare la commissione giudicatrice del premio Mario Bonsembiante, il quale è stato promosso dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, per aver valutato la mia tesi di dottorato, svolta presso l'Università di Trento, come la migliore in campo alimentare e nutrizionale, e soprattutto che preveda l'impiego di strategie sperimentali innovative al fine di innalzare la qualità e la sicurezza degli alimenti di origine vegetale o animale destinati all'uomo.
Nello specifico, la mia tesi è rivolta alla comprensione delle basi fisiologiche e molecolari che stanno appunto alla base dello sviluppo del riscaldo superficiale in melo. Il riscaldo superficiale non è altro che una fisiopatia post-raccolta e che rappresenta uno dei più importanti disordini fisiologici del frutto durante la fase di conservazione e che causa sostanzialmente l'insorgenza di macchie di una colorazione brunastra o marrone sulla buccia del frutto stesso, che compromette quindi l'intera commerciabilità del prodotto finale. Quello che è stato fatto attraverso un approccio multidisciplinare, ossia integrando diverse tecnologie omiche come genomica, trascrittomica, metabolomica, è stato quello di identificare marcatori genetici e metabolici che sono di fondamentale importanza per la comprensione di questo fenomeno. Parallelamente sono stati ridefiniti i meccanismi molecolari che portano all'insorgenza di questa fisiopatia, quindi identificando nuove cause eziologiche, nonché anche geni metaboliti correlati alla resistenza al danno da freddo, che è tipico dei processi di frigoconservazione. Quindi, presi nel loro insieme, questi approcci innovativi si propongono di apportare notevoli contributi al fine di migliorare la qualità e la sicurezza alimentare delle mele, ma anche dei frutti in generale, oltre che a mitigare gli impatti ambientali negativi associati all'utilizzo di composti chimici, i quali sono infine utilizzati anch'essi per prolungare la conservabilità delle mele stesse. Vorrei concludere ringraziando nuovamente l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e anche la signora Bonsembiante per l'assegnazione di questo premio, e ringrazio anche tutto il mio gruppo di ricerca e il mio supervisore, il professor Fabrizio Costa, per il costante supporto durante tutto il mio percorso di dottorato. Grazie ancora. Buongiorno a tutti, sono il dottor Guido Rovera, medico specialista in medicina nucleare. Ho conseguito un dottorato di ricerca in fisiopatologia medica presso il Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Torino. Innanzitutto desidero ringraziare l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti per il supporto alla ricerca scientifica attraverso l'istituzione di vari premi, tra cui il premio intitolato alla memoria del professor Guerrino Lenarduzzi, per molti anni ordinario di radiologia presso l'Università di Padova e socio dell'Istituto Veneto. Desidero ringraziare anche la commissione giudicatrice che ha assegnato il premio alla mia tesi di dottorato dal titolo Artificial Intelligence and Machine Learning Applications in Nuclear Medicine for the Identification of Predictive and Prognostic Factors in Oncological and Endocrinological Diseases. Il progetto riguarda quindi l'applicazione di metodiche di AI alle tecniche sia diagnostiche che terapeutiche in medicina nucleare. La medicina nucleare rappresenta infatti un ottimo complemento a queste innovative applicazioni, grazie al costante sviluppo di nuovi radiofarmaci per l'imaging molecolare e la terapia di precisione. In questo progetto innanzitutto si è sviluppata una pipeline di stoccaggio e di analisi dei dati che fosse sufficientemente robusta e scalabile su ampi volumi di dati e quindi adatta ad applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning. Successivamente questi algoritmi di machine learning sono stati applicati all'analisi dell'imaging molecolare per CT per l'estrazione automatizzata di parametri semi-quantitativi. In particolare sono state utilizzate anche immagini per CT ottenute attraverso un innovativo scanner che è stato possibile testare presso il reparto di medicina nucleare dell'Università di Torino. Si tratta infatti di un macchinario per CT intraoperatorio, quindi capace di acquisire immagini di imaging molecolare dei reperti chirurgici dei pazienti con carcinoma prostatico ad alto rischio sottoposti a prostatectomia radicale robotica e linfodectomia pelvica. Ma gli algoritmi di machine learning non sono stati applicati soltanto all'imaging, ma anche alle applicazioni terapeutiche medico-nucleari. In particolare è stato sviluppato un algoritmo per predire la probabilità di persistenza o di recidiva dell'ipertiroidismo nei pazienti sottoposti a terapia radiometabolica con iodio 131. Infine, nel progetto si è cercato di andare oltre l'utilizzo e l'estrazione di convenzionali parametri semi-quantitativi per CT attraverso analisi di tipo radiomico. La radiomica è un approccio che consente di tradurre il dato visivo
in metriche quantitative e standardizzate e quindi anche adatte ad applicazioni di tipo AI. In particolare nel contesto della terapia a radioembolizzazione epatica nei pazienti con carcinoma epatocellulare, sono state estratte delle features radiomiche dall'imaging pre e post procedurale, quindi SPECT-CT e PET-CT, con l'intento di valutare il ruolo di predizione dell'outcome di queste features. Ed effettivamente alcune di queste caratteristiche radiomiche hanno dimostrato una buona correlazione con la progressione libera da malattia e la sopravvivenza globale di questi pazienti. A conferma quindi che l'imaging medico-nucleare rappresenti un importante biomarker con ruolo sia predittivo che prognostico nei confronti dell'outcome dei pazienti. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Mi chiamo Alejandro Corregidor Castro e attualmente lavoro come assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, dove mi occupo di studiare come le temperature estreme influenzino la riproduzione e le dinamiche di popolazione negli oceani mediterranei. Vorrei innanzitutto ringraziare l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e alla Commissione giudicatrice per avermi conferito il premio Andrea Marconato. È per me un grande onore ricevere un riconoscimento che porta il nome di un ricercatore che ha aperto la strada allo studio del comportamento animale e che premia una tesi di dottorato nell'ambito dell'ecologia comportamentale. La mia tesi di dottorato, dal titolo Effects of Increasing Temperatures on Reproduction in the Lesser Kestrel and its Conservation Implications, è stata realizzata presso l'Università di Padova sotto la supervisione del professor Andrea Pilastro. L'obiettivo principale è stato capire come il cambiamento climatico e in particolare le ondate di calore possono influenzare la riproduzione degli uccelli. Sappiamo infatti che il Mediterraneo è uno dei principali hotspot di biodiversità, ma anche una delle regioni più vulnerabili agli effetti del riscaldamento globale. Molti studi si sono concentrati sugli adulti e sulle loro risposte fisiologiche e comportamentali alle alte temperature. Tuttavia, la sopravvivenza e la riproduzione degli adulti dipendono anche dalla capacità di resistere al caldo da parte dei piccoli. I nidacei, nelle prime fasi della loro vita, non hanno ancora una termoregolazione efficiente e dipendono totalmente dal microclima del nido. Per questo ho condotto un esperimento in una popolazione di falco grillaio utilizzando nidi artificiali sottoposti a 2 trattamenti: metà ombreggiati per ridurre la temperatura interna in circa 4 gradi e metà lasciati come controllo. Questa manipolazione ha permesso di distinguere gli effetti diretti della temperatura del nido da quelli indiretti, legati ad esempio alla disponibilità di cibo. I risultati hanno mostrato che le ondate di calore hanno effetti profondi e multiformi. Da un lato aumentano la mortalità delle uova e dei nidaci, riducendo crescita e sopravvivenza, spingono i piccoli in condizioni critiche ad abbandonare temporaneamente il nido con comportamenti rischiosi ma dettati dalla necessità, influenzano la morfologia, favorendo lo sviluppo di vecchi relativamente più lunghi nei nidi più caldi, un segnale di plasticità fenotipica in risposta al clima, e infine selezionano gli individui geneticamente più eterozigoti, che mostrano una maggiore probabilità di sopravvivenza. Nel complesso, la mia tesi mette in evidenza come il microclima del nido possa determinare la sopravvivenza e lo sviluppo della prole, influenzare cambiamenti morfologici osservati a livello di popolazione e incidere persino sulla variabilità genetica. Questi risultati hanno importanti implicazioni per la conservazione, soprattutto per le specie che dipendono dall'uso di cassette nido, suggerendo che il loro design dovrà tenere conto degli effetti delle future ondate di calore. Concludo rinnovando i miei ringraziamenti alla Commissione e all'Istituto e ringrazio voi tutti per l'ascolto. Sono Rossella Cannarella, sono un medico endocrinologo e ricercatrice nell'ambito della medicina sperimentale. È un immenso onore per me annunciare che l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti mi ha conferito il premio Angelo Minic. Si tratta di un premio riservato a giovani studiosi italiani che si siano distinti per la qualità e la maturità della propria ricerca nell'ambito della medicina sperimentale.
Questo riconoscimento è legato al mio percorso scientifico, un percorso trasversale che coinvolge diversi aspetti inerenti alla salute della gonade maschile, con l'obiettivo di cercare di comprendere quelle che sono le cause dell'infertilità maschile, una condizione epidemiologicamente rilevante e dilagante purtroppo in tutto il mondo. Nello specifico, in questa sede, desidero brevemente menzionare quello che è una delle linee di ricerca che portiamo avanti, che riguarda la possibilità che lo spermatozoo possa trasportare all'interno dell'oocita numerosi fattori di crescita che agiscano tutti insieme come una sorta, potremmo dire, di spark, ovvero di scintilla, catalizzando quelle che sono le prime fasi dello sviluppo embrionale. Si tratta di un progetto a me molto caro che ci ha permesso di pubblicare numerosi articoli su riviste peer-reviewed e che è valso anche e che è frutto, ecco, di collaborazione scientifica nazionale e internazionale, per esempio con il professore Rando della Massachusetts Medical School e con il Dipartimento di Urologia della Cleveland Clinic a Cleveland, Ohio. La Commissione nello specifico ha voluto premiare la qualità e la coerenza della mia produzione scientifica, come pure la continuità temporale delle pubblicazioni, il ruolo attivo nella pianificazione e nella realizzazione degli studi e l'impatto delle pubblicazioni nelle riviste di rilievo del settore medico-scientifico esaminato. Ringrazio di vero cuore l'Istituto Veneto e in particolar modo il Presidente e la Commissione scientifica per avermi voluto assegnare questo prestigioso riconoscimento che per me rappresenta un'importante conferma e uno stimolo per proseguire con determinazione il mio impegno nella ricerca. Un sentito ringraziamento infine non può non andare a chi mi ha cresciuta professionalmente e non soltanto, il professore Aldo Calogero, che ha avuto un ruolo e che ha ancora un ruolo determinante nella mia crescita professionale e nella mia formazione. Grazie per il supporto, per avermi ascoltata sempre e per avermi permesso di arrivare fin qui. Grazie a tutti.